They are very, very, very soft. Very. We made it for the first time 3 years ago, but we just sell this year because we had to ask a new permission. Anche l'etichetta, tutto quanto. È molto molto elegante. E poi esalta anche il non colore del prodotto, che per noi è molto importante, perché molti ci chiedono come mai. Allora, nostalgia di casa, eh? Sì, molta. Anche se ci divertiamo. Per Betty e Antonella, nostalgia di Precoto, piccolo paesino fra le colline del Friuli, dove vive e opera la loro bella famiglia, i Nonino. Qui si distilla e si vende una delle grappe più famose e più care del mondo. Giannola Nonnino e le sue 3 figlie rappresentano forse il caso più riuscito ed efficace di marketing fatto in casa. Le Nonnino sono diventate famose senza mai fare pubblicità. L'operazione è riuscita grazie alle felici intuizioni di Giannola e alle sue relazioni sociali curate sapientemente, tanto che negli ultimi tempi 2 settimanali nazionali l'hanno inserita tra le prime donne che contano di più in Italia. In questo piccolo mondo dominato dalle donne, fondamentale però resta il contributo di Papà Benito, ultimo erede della ditta nata nel 1897, grande maestro di distillazione. Signora, voi in fondo avete un po' ribaltato l'immagine della grappa, diciamo così. Come avete fatto? Beh, non abbiamo un po' ribaltata, l'abbiamo capovolta. L'abbiamo capovolta completamente perché fino al 1973 la grappa si faceva nel modo più tradizionale, era indubbiamente un prodotto delle regioni montane, dal Piemonte al Trentino, al Veneto, al Friuli, regioni generalmente abbastanza povere perché la grappa faceva parte di una cultura dei poveri, dei contadini e soprattutto dei contadini che lavoravano per i ricchi proprietari perché l'unica cosa che avevano, non avevano l'uva, non avevano il vino, avevano l'avanzo dell'uva, cioè le vinacce. Ecco, la grappa Nonnino fino al 1973 era una splendida, ottima grappa del contadino friulano. La caratteristica, la tipica grappa friulana. Però era anche la grappa che quando io portavo nelle cene o nei pranzi dell'Udine Bene dalle mie amiche e speravo, siccome la portavo con molto vanto e speravo di vedermela offrire a fine pranzo o a fine cena, immediatamente vedevo come arrivava la mia bottiglia, scompariva. Scompariva non è che la mia grappa fosse stata sostituita da altre grappe, no. La grappa non veniva offerta perché la grappa veniva tenuta per l'idraulico o se non per il facchino, perché a fine cena, a fine pranzo, nelle buone famiglie, ma non solo di Udine, di tutta Italia e del mondo, bisognava offrire o la vodka, o il cognac, o il whisky, o i distillati di frutta, ma non certo la grappa che era considerata un prodotto piuttosto povero. Da lì la rabbia da parte mia, ho detto io devo assolutamente arrivare a fare un prodotto che deve essere altrettanto nobile, altrettanto desiderato, altrettanto voluto di qualsiasi altra acquavite. Come fare? Benissimo, l'idea mi è venuta, una grappa di un solo, ottenuta dalla distillazione di un solo vitigno. Quale vitigno? Il Picolit. Picolit perché? Perché il Picolit è il vitigno più raro, più profumato, più decantato, più introvabile del Friuli. Cosa è venuta a fare lei qui? E questa è una delle più belle vigne di Picolit del Friuli, quindi io sono venuta dal mio amico Angelo a prenotarmi la vinaccia per quest'autunno. Senta, da una vigna così, quanta uva viene fuori? Da una vigna così dipende dall'annata prima di tutto e poi qui vengono circa 10 quintali di uva. Che litri di vino? Sui 6 ettolitri di vino.
E lei con le vinacce? Beh, io con quello che rimane dai 8-10 quintali di uva, io faccio con quelle vinacce 60-70 litri di grappa. Pare un po' poco? È poco sì, e se lei pensa che per fare quello che fa per la produzione mia devo fare raminga tutto il Friuli per accapararmi da una parte 5 quintali, da una parte 1, da una parte 50 kg, e purtroppo il nostro mestiere è prettamente legato alla materia prima, appunto vinaccia di Piccolite e altre vinacce, e per questo che il nostro mestiere sarà, la nostra attività sarà e rimarrà un'attività a carattere familiare, e per poterla ampliare un pochino abbiamo pensato di diversificare creando appunto 5 anni fa il distillato d'uva e altri distillati di frutta, l'unico modo per poter ampliare un pochino il lavoro. L'idea di rifare l'immagine della grappa è servita a tutto il mercato. Oggi il prodotto è molto richiesto e ovviamente fa il gioco non solo della Nonino, ma di tutti i produttori. Dal canto suo, l'azienda di Precoto, sull'onda delle nuove richieste anche dall'estero, nel giro di 8 anni ha quadruplicato il fatturato. Nel 1980 aveva un giro d'affari che superava di poco i 2 miliardi di lire, mentre il bilancio 1988 ha chiuso a quota 8 miliardi e 800 milioni. In più, dall'87 all'88, l'export è passato dall'8 al 25% del fatturato, viste le forti richieste soprattutto della Germania e degli Stati Uniti. L'aumento della produzione è dovuto, oltre che alla felice stagione che sta attraversando la grappa, anche al fatto che i Nonino hanno inventato altri prodotti nuovi. Uno si chiama Ue, che vuol dire semplicemente uva in friulano, e che è un distillato di uva. Gli altri sono i distillati di frutta, e proprio su questi si sta scatenando la fantasia della signora della grappa. Qual è stata la sua fortuna maggiore? Non una, ma due, un'idea vincente, 3 splendide figlie, brave e intelligenti.